Bene, un buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione dei lavori dell'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto, in vista appunto delle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi. L'Osservatorio, attraverso il proprio comitato tecnico e il comitato scientifico, coordina, supervisiona l'intero processo informativo legato alla raccolta, validazione e diffusione dei dati elettorali, garantendo trasparenza, tempestività e correttezza delle comunicazioni istituzionali. Durante la giornata di scrutinio, cioè il 24 novembre, l'Osservatorio lavorerà in stretto raccordo con l'intera struttura del Consiglio e dell'Ufficio Stampa e Comunicazione. Coordinerà i momenti di informazione, comunicazione che si terranno in questa sala con i membri del comitato tecnico e di quello scientifico accademico, poiché in questa sede daremo l'aggiornamento dello scrutinio. Tra l'altro è un'esperienza fra le poche in Italia che garantisce questo tipo di comunicazione in progress e in tempo reale, e anche dando comunicazione di quelle che sono poi le applicazioni che arriveranno dai dati che escono dalle urne. Io mi taccio e lascio la parola al dottor Valente che condurrà il resto della giornata. Dottor Valente, prego. Buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza. Vorrei ricordare, con la legge numero 53 del 2012 è stato istituito l'osservatorio elettorale che monitora le elezioni in Veneto, analizza e studia i sistemi elettorali delle regioni e degli enti locali. E proprio sulla base di questa legge che quest'anno, per questa legislatura, fine legislatura, l'ufficio di presidenza con la delibera numero 57 ha voluto dare un modello diverso alle passate edizioni, in quanto ha voluto rafforzare l'osservatorio, come ha detto il Presidente, rafforzare l'osservatorio legislativo attraverso un modello organizzativo articolato su due livelli. Uno di carattere tecnico, infatti il Presidente ha parlato di comitato tecnico che ha l'obiettivo di valorizzare le competenze interne del Consiglio regionale, e che è formato da me, che è segretario generale, e io sono affiancato dai 3 dirigenti, il dottor Rota del servizio rapporti e attività istituzionali, dal dottor Giachetti del caposervizio del servizio legislativo e dalla dottoressa Paola Rappo, che è la dirigente del servizio amministrazione beni e servizi. Accanto a loro, accanto a noi, perché ci sono anch'io, c'è il comitato scientifico che ha questa compito di in un certo senso si è voluto dare proprio il contributo da parte di questi studiosi, di questi ricercatori, i quali con il loro contributo scientifico e tecnologico affiancheranno il comitato tecnico, e saranno loro, attraverso l'applicazione di cui non voglio rivelare, perché è chiaro che lo rivelerà la professoressa che è incaricata a questo, cominceranno a fornire le prime ripartizioni di seggi. Tenete presente che noi non faremo proiezioni non se ne daranno, si daranno in base come verrà spiegato dopo, in base ai voti che arrivano dal Ministero. Si daranno quando avremo un campione di voti attendibile. Si comincerà a applicare questo algoritmo che comincerà a dare la prima fotografia, chiamiamola così, del Consiglio regionale della 12ª legislatura.
Io mi fermo qui perché io vorrei dare la parola invece al presidente coordinatore del comitato scientifico, professor Ivo Secchi, ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Padova, che è affiancato sia dalla dottoressa Crafa, che è associata di logica matematica, che dopo presenterà meglio lui, e dal dottor Micheli, che è docente a contratto e diritto pubblico. Quindi invito il professor Ivo Secchi, a cui do la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio anzitutto il Presidente Ciambetti, il Dottor Valente, il Dottor Rota e tutti coloro i quali hanno fattivamente collaborato qui in Consiglio alla realizzazione di questo progetto. Un progetto che è nato e si è sviluppato sulla scorta di una fattiva collaborazione tra il Consiglio regionale e l'Università degli Studi di Padova, che ha visto una serie di accordi di cooperazione per lo svolgimento di studi e ricerche di interesse comune che costituiscono un esempio significativo di sinergia tra Assemblea legislativa regionale, quindi l'organo rappresentativo della regione, l'Università di Padova e quindi più in generale il mondo accademico e i territori rappresentati che sono i protagonisti di questa interazione. Che ha riguardato e riguarda tuttora soprattutto tematiche rilevanti del diritto costituzionale, del diritto elettorale, perché questa collaborazione è nata anzitutto con il Dipartimento di diritto pubblico internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova e quindi è un esempio significativo di collaborazioni di questo tipo. Fra l'altro ci tengo a ricordare che sulla scorta di questa collaborazione sono stati attivati progetti di ricerca, assegni di ricerca, in particolare l'assegno di ricerca dedicato alla memoria di Anna Tuzzato, una ex studentessa laureata all'Università di Padova e poi, come sappiamo tutti, tragicamente scomparsa nel rogo di Bruxelles, sede presso la quale lavorava nel 2023. Il titolare oggi di questo assegno di ricerca è il dottor Andrea Micheli, che è uno dei protagonisti del comitato scientifico dell'osservatorio elettorale. Una collaborazione però, ci tengo a sottolinearlo, quella tra l'Università di Padova e il Consiglio regionale, che non si è limitata alla collaborazione classica, diciamo, con i giuristi, con gli esperti di queste materie, ma che ha visto una proficua interazione, direi un'inedita, nuova e proficua interazione anche con i matematici. In particolare mi riferisco alla professoressa Silvia Crafa, che è altro membro importante del comitato scientifico dell'osservatorio elettorale, che poi ci dirà ha fra l'altro contribuito in maniera significativa alla predisposizione di questo software per l'applicazione dell'algoritmo a cui ci faceva cenno anche il segretario generale dottor Valente. Il comitato scientifico dell'osservatorio elettorale era prima ricordato e ci tengo anch'io a sottolinearlo, un osservatorio elettorale che nasce per una felice intuizione del Consiglio regionale, del legislatore regionale, questa legge del 2012 che istituisce questo osservatorio che rimane appunto per noi il punto di riferimento nell'approfondimento degli studi su queste tematiche e nella messa a disposizione del Consiglio e più in generale del decisore politico di questa documentazione che ci consente di dare non solo la certificazione dei risultati elettorali, ma di fornire un monitoraggio costante sui comportamenti elettorali, su quello che si muove nella società e sui territori in relazione ai processi elettorali che poi hanno un precipitato, una ricaduta nelle norme e nei processi
istituzionali. Quindi un esempio di collaborazione molto significativa, quella voluta dal Consiglio regionale e dal legislatore regionale, dalla Regione Veneto, che diciamo così è anche un investimento per il futuro, per continuare a approfondire queste tematiche e a dare il necessario apporto tecnico per la comprensione di questi processi. Grazie. Adesso è stata più volte nominata, invito la professoressa Craffa a prendere la parola. Allora, buongiorno a tutti, intanto ringrazio il Consiglio regionale per l'opportunità di collaborare all'osservatorio elettorale come membro del comitato scientifico. Io rappresento, come è stato detto, un po' l'anima tecnica matematica di questo Consiglio scientifico. Ho preparato qualche slide perché compete a me raccontarvi qualcosa di un po' più dettagliato tecnicamente, quindi insomma cerchiamo di raccontarlo in maniera semplice ma efficace. Si parla molto, comincerei da qui, si parla molto di transizione digitale, no? Che non vuol dire però buttare tutto e passare a qualcosa di automatico affidato alle macchine, assolutamente no. Già con questo osservatorio l'idea è di fare un dialogo tra discipline. La disciplina principale nella normativa elettorale è chiaramente il diritto, quindi tutto ciò che permette di studiare le norme. Ma perché non far dialogare il diritto con aspetti più tecnici che compaiono già anche nelle norme elettorali, gli aspetti matematici per esempio di ripartizione dei seggi, ma perché non anche gli aspetti di tipo informatico? Ecco qui che entra il digitale, ma in una maniera attenta, accurata e accorta, nei posti giusti e nei modi giusti. Ecco, per scegliere i posti giusti e i modi giusti interviene la scienza e il metodo scientifico. Lo studio che abbiamo condotto, è un po' il punto di partenza da cui poi nasce il prodotto che metteremo in uso nei prossimi giorni per la legge elettorale. Ma mi piace partire da un punto chiarissimo. La legge, una norma, è molto di più di qualcosa che si può tradurre in un algoritmo. Un algoritmo è una sequenza di istruzioni che possono essere eseguite meccanicamente da una persona o da una macchina. Una legge, un testo di legge è qualcosa di molto più ricco, anche il testo della legge elettorale è molto più ricco e non si può tradurre interamente tale ricchezza in una procedura informatica. Questo è un punto importante, sarebbe un po' come voler dipingere un paesaggio con soli 3 colori, si può, ma sarebbe qualcosa di molto grezzo. Quindi ci vuole molta cautela per dire che cosa si può trasferire a qualcosa di eseguibile a una macchina. Un algoritmo, comunque, come dicevamo, è un modo preciso, diciamo anche un po' di alfabetizzazione informatica, che è la base della transizione digitale di cui abbiamo bisogno. Cos'è un algoritmo? È un modo sostanzialmente preciso di descrivere con chiarezza una sequenza di istruzioni, che può essere le istruzioni per cucinare un piatto di pasta, la famosa ricetta, okay? O una qualsiasi procedura. Una qualsiasi procedura è una sequenza di istruzioni da eseguire. Il modo chiaro di descrivere questa sequenza si chiama algoritmo. Allora, una norma ricca e complessa, come anche la legge elettorale, al suo interno ha chiaramente una parte di procedura, una sequenza di passi che devono essere eseguiti, è quello che fanno coloro che riempiono i verbali elettorali, che calcolano effettivamente il riparto dei seggi, devono seguire una sequenza di istruzioni. Bene, l'idea è: perché non prendiamo questa parte procedurale della norma e usiamo il metodo del pensiero computazionale, il pensiero algoritmico, per scrivere queste stesse istruzioni in un formato più chiaro e più definito in modo più preciso. Mettendo quindi a frutto gli strumenti algoritmici, andiamo a focalizzarci su questa parte della norma e vedremo che vantaggi possiamo avere da questo studio. Allora, all'interno della legge elettorale sono in particolare 2 gli articoli che descrivono una sequenza di operazioni precise. Sono gli articoli 21 e 22 che dicono come, a partire dai voti espressi dai cittadini sul territorio, si possono calcolare il presidente eletto, il presidente della giunta eletto, il riparto dei seggi tra le liste e il nome dei consiglieri eletti. Il passaggio dai voti dei cittadini a queste informazioni è un passaggio descritto a parole in questo testo, in questi 2 articoli, e si tratta di una sequenza di istruzioni abbastanza complesse che prevede prima di tutto chiaramente di raccogliere i voti dei cittadini in tutte le sezioni, in tutti i comuni, in tutte le circoscrizioni.
c'è una successiva parte in cui si calcola una soglia di sbarramento, quindi le coalizioni che superano la soglia di sbarramento secondo certi criteri, ovviamente definiti di articoli appositi. Dopodiché tra le coalizioni che hanno superato lo sbarramento c'è una prima suddivisione dei 49 seggi in Consiglio regionale che vengono suddivisi tra coalizioni in maniera proporzionale, viene aggiunto un premio di maggioranza, sempre normato dalla legge, una successiva ripartizione dei seggi che spettano a ogni coalizione suddivisi tra gruppi di liste, una successiva ripartizione in seggi che spettano a ciascuna lista provinciale e alla fine, andando a guardare la graduatoria delle preferenze, si decide il nome dei consiglieri eletti in ogni circoscrizione, per ogni lista. Quindi capite che è una sequenza di istruzioni piuttosto complessa, delicata, e il ruolo del politico, insomma, delle istituzioni, è di decidere proprio questa sequenza di istruzioni. Bene, sono sequenze di istruzioni scritte a parole, in italiano, nella legge. Sono sequenze dettagliate maggiormente, sempre con parole, ma anche con tabelle, per esempio, o delle formule scritte nei verbali che devono riempire i responsabili in ciascuna sezione e negli uffici elettorali, in ogni circoscrizione e in Corte d'Appello qui a Venezia. Quindi una sequenza che diventa mano a mano più precisa, più ci si avvicina alla persona che deve eseguire esattamente questi passi. Possiamo prendere queste stesse istruzioni e tradurle appunto in un algoritmo. Qual è il vantaggio di tradurre tutto questo con maggiore precisione, per esempio rispetto ai verbali? Allora, il valore aggiunto di scrivere le istruzioni in formato algoritmico è prima di tutto, come abbiamo detto, una questione di studio, capire a fondo questa procedura. Vedete che ci sono vari passaggi complessi, quindi per capire a fondo le criticità, i punti interessanti, uno studio comparativo tra leggi elettorali, un approfondimento giuridico può essere costruito avendo con precisione questa sequenza. Poi un secondo vantaggio è quello di poter semplificare i verbali, perché una volta chiarito in maniera algoritmica qualche passaggio si possono semplificare quelle tabelle, quelle formule che a mano guidano il lavoro degli addetti negli uffici elettorali. Per questo passaggio non c'è stato tempo per questa occasione, ma il lavoro ovviamente continuerà, lo studio prosegue. D'altra parte, se le istruzioni in formato algoritmico sono così precise, così chiare da essere non ambigue del tutto, possono essere eseguite anche da una macchina. E allora si può decidere di farle eseguire proprio ad una macchina queste stesse operazioni di riparto. E quindi scrivere un software non è altro che un programma che fa fare quell'algoritmo, quella sequenza di istruzioni, le fa fare ad una macchina. Ed è quello che abbiamo provato a fare. Rimetto qui il disclaimer a cui tengo molto, non perché l'algoritmo è eseguito dalla macchina, non per questo possiamo buttare via gli operatori a mano e far fare tutto solo al computer. Il software è sempre solo uno strumento che ci aiuta a fare uno studio, a fare dei test di simulazione, per esempio, a fare eventualmente dei controlli correttivi, ma è sempre uno strumento di supporto al lavoro che è sempre importante che sia nelle mani di persone. E abbiamo quindi provato a scrivere anche questo software. Quindi, dato l'algoritmo, la sequenza di istruzioni, che sostanzialmente sono quelle della legge, le abbiamo tradotte in un formato eseguibile da un computer. Il software l'abbiamo chiamato Psefos. Psefos, abbiamo qui anche il logo che ricorda il senso di questo nome, è un termine greco che corrisponde al nome del ciottolo che veniva utilizzato per votare nell'antica Grecia, quindi richiama un senso della democrazia. Qual è il senso di questo software e come lo usiamo, visto che ce l'abbiamo per questo momento elettorale, come lo vogliamo usare? Ricordiamo che il software fa esattamente quello che dice la legge, quindi non è un software che calcola previsioni di risultati, non è un software che fa proiezioni, è un software che fa quello che dice la legge per ripartire i seggi in maniera proporzionale. Allora, vediamo un po' il processo di utilizzo di questo software, che sarà quello che succederà nei giorni dello scrutinio. Allora, innanzitutto ogni sezione elettorale comincia il suo scrutinio, lo spoglio delle sue schede e piano piano, mandando ai comuni i propri risultati, ogni comune invia i dati dei voti dei cittadini agli uffici elettorali, circoscrizionali e poi quello regionale. E gli uffici elettorali si trovano nei tribunali, quello regionale si trova in Corte d'Appello qui a Venezia, e in questi uffici ci sono appunto delle persone che elaborano questi numeri secondo i verbali di cui parlavamo prima.
e quindi calcolano in modo ufficiale, solo loro calcolano in modo ufficiale quali sono i risultati delle elezioni. Ma i comuni in realtà, quando hanno raccolto i voti delle sezioni, oltre a mandarli ai tribunali, li mandano anche immediatamente al Ministero dell'Interno tramite un software che acquisisce dal territorio i voti che vengono piano piano spogliati dalle sezioni. Il Ministero mette a disposizione questi numeri che raccoglie, rendendoli pubblici. Quindi chiunque, ogni cittadino interessato, la stampa, chiunque, può raccogliere i numeri che vengono emessi dal Ministero dell'Interno collegandosi al software del Ministero. I numeri che vengono piano piano esposti sono prima di tutto l'affluenza dei cittadini al voto e poi pian piano che le sezioni vengono scrutinate i voti assoluti espressi dai cittadini. Sicuramente conoscete la piattaforma Eligendo, che è la piattaforma ufficiale del Ministero che pubblica proprio questi risultati prendendo i dati in questo processo. Bene, noi possiamo prendere la sorgente di dati che viene fornita da Eligendo e elaborare anche questi dati. Ed è quello che facciamo facendo girare il nostro software sui dati che ci arrivano dal Ministero. Il software esegue tutti i passi descritti appunto prima e produce di nuovo i risultati presidente eletto, riparto seggi e consiglieri eletti. Attenzione però che i risultati elettorali, così come i numeri esibiti da Eligendo, sono tutti numeri ufficiosi, perché il risultato effettivo è sempre e solo quello che è certificato dalla Corte d'Appello alla fine delle elezioni. Quindi in ogni momento noi come Eligendo darà dei risultati, ma rimarranno sempre dei numeri ufficiosi. Cosa fa e cosa non fa quindi l'algoritmo il software che andremo ad utilizzare? Allora, questo è importante perché un altro principio cardine dell'informatica è non usare uno strumento che è costruito per uno scopo, non usarlo per uno scopo diverso. Okay? Quindi cosa fa il software? Fa quello che fa l'algoritmo, calcola il risultato finale delle elezioni a partire da un certo numero di voti dei cittadini. Quindi noi prendiamo mano a mano che il Ministero pubblica i voti che vengono scrutinati, prendiamo i voti in essere, li prendiamo in input e li elaboriamo. D'altra parte, finché il numero di sezioni scrutinate sarà molto basso, i numeri che prendiamo saranno poco significativi, quindi il riparto dei seggi che viene conteggiato in modo assoluto su un campione bassissimo di voti sarà poco significativo, quindi non avrà senso nemmeno comunicare dei risultati del genere. Quindi inizialmente il software andrà, ma non avrà dei risultati significativi. Quando invece piano piano le sezioni scrutinate cominciano a essere in una percentuale significativa, allora possiamo avere subito i risultati del riparto corrispondente. Quindi il software non fornisce stime, non fa proiezioni, non ha niente di statistico interno, fa solo dei riparti assoluti con dei calcoli assoluti, proprio perché sta lì ad eseguire quello che dice la legge. Noi quindi lo usiamo in questa modalità, okay? Ma non è un software di proiezioni. L'ultima cosa che voglio dire è appunto un altro disclaimer. Attenzione, come dicevo, ogni strumento, in particolare quello informatico, va usato con attenzione, con cura, con cautela, e tutti gli strumenti automatici hanno comunque delle criticità, perché un software non esiste da solo, esiste all'interno di un sistema digitale. Quindi anche Psefos viene integrato in un processo informatico complesso, che è quello che abbiamo detto, e quindi tanti punti sono punti critici. Per esempio, se la comunicazione dei dati dal Comune al Ministero ha qualche criticità, per vari motivi, anche il Ministero avrà problemi a raccogliere questi dati e in cascata saranno problemi che cadranno sull'input del nostro software. Così come criticità se ne possono verificare nella fase di raccolta dei numeri che vengono in uscita dal Ministero. Anche qui abbiamo osservato nei test effettuati che le criticità capitano e quindi dobbiamo essere pronti a gestirle ed eventualmente a dover dire no, c'è un problema tecnico, serve più tempo e quindi risolvere in un'altra maniera con tempi diversi. Oppure anche Psefos può contenere degli errori, perché comunque il software è ancora in formato prototipo, quindi per noi è un'occasione anche per testarlo su dei dati realistici, perché anche questo si è verificato, no? Ogni volta che si integra un software in un sistema, le criticità sono notevoli e quindi c'è bisogno di un test esaustivo, di un collaudo dato da un test esaustivo.
Anche questa è stata una criticità nello sviluppo, ma visto che i tempi sono stretti e c'è questa occasione di appuntamento elettorale interessante, anche per noi è un ottimo test realistico per questo software e quindi valutarne le potenzialità e i possibili sviluppi futuri. Una volta che abbiamo questo core software implementato, possiamo continuare il nostro studio sia a livello teorico sia a livello di elaborazione di questo strumento per futuri usi, futuri approfondimenti sul tema. E con questo io vi ringrazio. Bene, saremo tutti molto curiosi, molto diciamo emozionati anche a vedere l'applicazione di questo FEFOS, come ha detto. Però, insomma, prima ho enunciato il comitato tecnico e il comitato scientifico, però essendo chiaramente una competizione elettorale non poteva essere lasciata a noi il compito di commentare i risultati che via via daremo alla stampa e anche diciamo, fare delle analisi di tipo politico sui risultati che avremo lunedì pomeriggio. Pertanto io mi appresto a presentare quello che è il terzo segmento di questo osservatorio elettorale. L'ho voluto tenere appunto diciamo per ultimo, ma senza con questo non dandogli quell'importanza che ha soprattutto per i mezzi di comunicazione. Parlo della struttura U-Trend che affiancherà le nostre strutture nel commentare i dati che via via arriveranno e la presenza di U-Trend è avvalorata dal suo presidente cofondatore che abbiamo qui oggi in sala, che è il dottor Giovanni Diamanti, che lo invito a prendere la parola. Buongiorno a tutti, ci tengo a dire che è veramente un onore poter essere qui, poter svolgere questo lavoro la prossima settimana. Il Veneto è la mia regione, ma oltre a questo è una regione molto importante per chi segue e per chi si occupa di analisi elettorale. Come U-Trend affiancheremo quindi il Consiglio regionale e l'Osservatorio elettorale nella comunicazione e nell'analisi dei risultati. Sarà, ed è un po' la caratteristica di U-Trend, è stata in questi 15 anni la nostra principale caratteristica, un lavoro di team. Quindi a far parte della nostra squadra nei 2 giorni, nel lunedì e il martedì, saremo io, ci sarà il mio socio Lorenzo Paregliasco, direttore di U-Trend e docente di Data Journalism e Dati e Strategie Elettorali all'Università di Bologna, Martina Carone, nostra communication manager e docente di analisi dei media all'Università di Padova, e Giovanni Forti, che è il nostro coordinatore dell'area quantitativa. E come vi dicevo, il Veneto, per chi si occupa e si interessa di analisi elettorale, non è una regione qualunque, è una regione interessante, è una regione sempre originale. Ecco, pur essendo l'unica regione insieme alla Lombardia in cui il centro-sinistra non ha mai vinto elettoralmente nella sua storia, è comunque una regione che anticipa le tendenze. È la regione dove è nata elettoralmente la Lega, è la regione che ha dato all'Italia il primo sindaco del Movimento 5 Stelle, è la regione dove sono partite molte delle battaglie del centrodestra degli ultimi anni, è la regione che ha fatto un po' da antenna quando nel 2014 il Partito Democratico ha raggiunto il 41% alle elezioni europee, è la regione che ha visto il presidente eletto col maggior numero di consensi nella storia dell'Italia repubblicana, 5 anni fa, il 77% ottenuto da Luca Zaia, più di 60 punti di margine sul concorrente. Ma allo stesso modo è una regione che ha sempre saputo ha sempre dimostrato di saper distinguere l'elezione politica dall'elezione locale.
il motivo per cui ci sono comuni importanti in questa regione, amministrati dal centro-sinistra. Ecco, la regione però è un caso particolare, la regione non è un'elezione, le regionali non sono un'elezione amministrativa e non sono nemmeno un'elezione politica, sono un'elezione a sé stante, a maggior ragione per questo saranno particolarmente interessanti. C'è un punto di partenza chiaro e netto, dicevamo, 77% a 16, o meglio 76,8 a 15,7. Questo è il dato di 5 anni fa. E un tempo si tendeva a paragonare un'elezione con lo stesso tipo di elezioni di 5 anni prima. È cambiato un po' il mondo nel frattempo in Italia, dal punto di vista elettorale i consensi cambiano, si muovono, mutano con una velocità così intensa e con una rapidità tale per cui non è più possibile fare raffronti solo sui 5 anni. A maggior ragione in un caso, quello veneto, in cui la principale lista, la lista più votata 5 anni fa, non sarà sulla scheda elettorale questa volta, fu la lista Zaia con il 45% dei consensi, non ci sarà sulla scheda elettorale. Quindi bisogna ampliare un po' l'analisi, bisognerà considerare i dati delle politiche, i dati delle europee, che sono simili tra di loro, ma diversi dalle elezioni regionali. Alle politiche del centrodestra raggiunse il 56%, alle europee il 59%. Il campo largo in entrambi i casi raggiunse il 37%, ma raggiunse il 37% sommando liste che non erano alleate, mentre oggi lo sono. Quindi ci sono peculiarità importanti che andranno studiate, andranno analizzate. Noi cercheremo di utilizzare i dati che avremo a disposizione per fare un po' una serie di analisi, se riusciremo anche a fare qualche mappa che ci ha contraddistinto in questi anni e a fare portare qualche commento, cercando, se riusciremo, ad essere originali, partendo da quello che sarà il primo dato che arriverà, che è quello dell'affluenza. Ecco, anche quello è un dato importante di questi tempi. Nelle ultime 3 elezioni regionali cui abbiamo assistito nell'ultimo mese e mezzo, in 2 regioni su 3 non ha votato il 50%, non ha votato più del 50% degli aventi diritto. Ecco, il Veneto per fortuna ha sempre dimostrato di avere una soglia di affluenza leggermente più alta rispetto al resto del paese, 3 punti più alta alle ultime europee, 7 punti in più alle ultime politiche, varia di volta in volta, però tendenzialmente ha sempre mostrato un approccio all'affluenza più alto e più elevato rispetto al resto del paese. Ovviamente speriamo che sia così anche quest'anno, questo penso possa essere una speranza trasversale che possa unire un po' tutte le forze politiche e tutti gli analisti politici ed elettorali. Ecco, io non mi dilungo ulteriormente, vi ringrazio molto di questa possibilità, vedremo di fare del nostro meglio e buon voto a tutti. Non so. Grazie. Bene, e ora vorrei invitare il dottor Rota, che responsabile del servizio rapporti e attività istituzionali, che ci un po' illustrerà poi il sito dell'osservatorio. Prego, dottor Rota. Adesso abbassiamo il livello, vi fornisco un po' di informazioni operative su dove trovare le cose. Ecco, penso che loro sappiano e casomai lo ripeto, noi abbiamo un sito a cui si accede, il sito dell'osservatorio elettorale a cui si accede dalla home page del Consiglio regionale, c'è il menu a tendina, per chi non l'avesse ancora consultato può consultarlo anche in futuro. Entrando nel tasto regionale 2025 si trovano le prime elaborazioni che abbiamo proposto e successivamente alle elezioni si troveranno altre analisi che l'osservatorio insieme al comitato scientifico proporrà. Come si può scorrere, già trovate molto materiale a disposizione. Come nei precedenti appuntamenti elettorali ci sarà il sito speciale dedicato alle elezioni regionali 2025
che verrà pubblicato a partire da giovedì con una pagina di cortesia. Intanto ci sarà il pulsante bello evidente per entrare. Come precedentemente il sito speciale, e come ha ben evidenziato la professoressa, ma lo riassumo brevemente, si alimenta con i dati del SEAS che provengono dal Ministero dell'Interno, quindi in tempo reale viene alimentato. Cominceranno poi questa è la pagina di collaudo, ma tanto per avere idea di che cosa troveremo, insomma, ci sarà il dato dell'affluenza in tempo reale costantemente alimentato e quindi potrà fornire le prime indicazioni. Man mano che arriveranno ci saranno i dati sempre provenienti dal Ministero dell'Interno sulle liste, sul Presidente, sulle liste. Il valore aggiunto, diciamo, la sintesi di quello che è stato sentito fino adesso è che abbiamo cercato di creare una sinergia tra Cefos, questo prototipo che serve per un'analisi del dato elettorale, ma è anche utile per noi per analizzare in tempo reale quello che sta succedendo. Quindi il dato del Ministero alimenterà in tempo reale il Cefos e valuteremo, a seconda della robustezza del dato in quel momento disponibile, che cosa inserire nel sito speciale. Quindi mano a mano che lo scrutinio avanza forniremo delle analisi, quindi soglie di sparamento, distribuzione dei seggi, fino ad arrivare ai candidati eletti. Io terrei a ribadire, l'ha già detto la professoressa, ma è un'avvertenza, stiamo sempre parlando di dati ufficiosi, i dati che provengono dal Ministero e che noi analizziamo anche attraverso Cefos e mettiamo a disposizione degli addetti all'informazione, ma anche di tutta la collettività attraverso il sito speciale. Sono sempre dei dati ufficiosi, ci sarà un disclaimer per ricordare anche al lettore meno avveduto, sono sempre dei dati ufficiosi. Col passare delle ore, perché qui stiamo parlando della lunedì sera, notte, diciamoci anche notte, e martedì mattina, man mano metteremo a disposizione sempre del sito speciale delle analisi ulteriori che verranno filtrate dal comitato scientifico e dal comitato tecnico, confronti storici, una cartografia anche, insomma, interessante, che fornirà anche molto velocemente i dati comune per comune della lista, diciamo, vincitrice di quel comune, del presidente che in quel comune, insomma, vi invitiamo martedì mattina a quel punto a utilizzarlo, perché ci saranno una serie di dati disponibili. Questi dati qua vengono dalla sinergia tra i dati SEAS e Cefos. Poi col passare dei giorni e ci dicevamo anche delle settimane, dei mesi, noi alimenteremo il sito ordinario, che siete abituati, o se non siete abituati vi invito a consultarlo, con delle ulteriori analisi del voto del meccanismo elettorale che stiamo elaborando insieme al comitato scientifico, e continueranno ad alimentare il sito anche quando non ci sarà più online il sito speciale, il sito dell'osservatorio continuerà. Ecco, un esempio di come dovrebbero venire fuori, insomma, ci sono tutta una serie di animazioni che troverete nel sito speciale. Io non mi dilungherei altro, insomma, direi sito speciale per lunedì, martedì e le giornate successive, e poi il sito ordinario troverete le analisi che cercheremo di fornire a tutti quanti. Bene, per concludere io inviterei invece la dottoressa Carsan, capo ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto, per dare appunto le modalità organizzative di queste 2 giornate. Io colgo l'occasione, dottoressa, di ringraziarla molto per la sua preziosa professionalità che ha dimostrato appena un mese, perché è un mese che è qua e si è integrata veramente nella squadra del Consiglio regionale, e se tutto questo è stato possibile grazie anche al suo contributo. Grazie dottoressa. Allora, molto velocemente, intanto vorrei ringraziare i colleghi giornalisti che oggi sono qui, perché la giornata è veramente ricca di impegni, per cui do qualche informazione tecnica.
Lunedì e martedì qui in Consiglio ci sarà una vera e propria cabina di regia legata alle elezioni. Il Consiglio mette a disposizione nella sala Cuoi una sala operativa che potrete utilizzare previa iscrizione con un link che vi manderemo oggi che vi permetterà di accedere alla struttura del Palazzo Ferrofini lunedì 24 e martedì 25. In queste 2 giornate il Consiglio organizzerà 2 punti stampa dove daremo appunto i dati, le informazioni che elaboreremo grazie all'algoritmo e offriremo appunto l'opportunità di dare un quadro dell'elezione, dell'andamento grazie alla collaborazione con Utrend. Per cui l'appuntamento sarà lunedì, indicativamente tra le 5:30 6, il primo punto stampa. Il secondo punto stampa sarà in chiusura, quindi 21:30 22, per poi consentire alle redazioni di elaborare e utilizzare il materiale che vi forniremo. Martedì mattina poi faremo un appuntamento consuntivo alle 12:30 dove daremo ovviamente le informazioni che tutti attendono con grande ansia. Quindi oggi vi arriverà in ciascuna redazione il link di registrazione, è fondamentale per regolare gli accessi al palazzo. Questo è tutto, ringraziamo e vi diamo appuntamento a lunedì 24. Grazie.